La peggiore retrocessione della storia del Cagliari, la peggiore tra tutte quelle che sono le retrocessioni dalla Serie A verso la Serie B, la peggiore per come si è manifestata, per la pochezza di quello che è stato fatto per evitarla, la peggiore anche perché ce l'avevi praticamente in tasca ma non hai saputo coglierla neanche quando poi ti è stata regalata. È così che si chiude il campionato del Cagliari e si chiude con una partita incolore, senza anima, ingessata, 0-0 contro il Venezia. Cragno, l'innocente, certo non si può dire che la retrocessione sia colpa sua, ci ha tenuto in corsa in tante partite, riducendo il passivo, anche a Venezia, porta inviolata. Altare, sbuffante, si arrabbia soprattutto con i calciatori del Venezia che escono dal campo lentamente. La sua partita è anonima, non c'era da marcare nessuno e in fase di impostazione ha tantissimo da imparare. Cepitelli, il reduce, dopo tante battaglie si ritrova in campo a cercare di portare l'antico spirito rossoblù, malgrado nel suo ruolo si siano alternate tantissime figurine, strappate dopo poco tempo. Lovato, il ripudiato, ritenuto un fenomeno nell'inverno scorso, anche lui è finito nella rete delle critiche che contano tanto da essere dirottato in panchina. Rimane il difensore migliore del 2022. Carboni sconfortato, partecipa allo sterile attacco con una serie di cross da sinistra, rivedrà durante il sonno il colpo di testa che poteva valere la salvezza. Bellanova, inconsolabile, è uno dei pochi che tenta di trovare il gol con determinazione. Spostato a sinistra è stato costretto spesso a cercare il piede destro, perdendo l'attimo. Nandez, il gattino, non è più El Leon, graffia per farsi le unghie, ma non riesce a strappare lo spazio e la giocata per salvare il Cagliari, una delle tante sfingi del campionato rossoblù, gestite malissimo. Grassi, ossessionato, ripete il solito copione d'avvio d'azione nella speranza che l'orchestra lo segua e invece i soliti timidi accordi di un gioco inesistente. Pereiro, vuoto, cerca la serpentina o il tiro piazzato, poche idee e inutili tentativi, risolve con il suo repertorio ma non riesce a centrare la porta, anche lui sembra di gesso. Deiola, gelato, non riesce a sciogliersi, fa tutto con tensione, niente di fluido e la squadra è come lui. Marin, il sarto, ci mette ago e filo per cucire i reparti ma non basta, ci vorrebbero toppe più grandi per colmare le lacune rossoblù. Lico Iannis, fragile, si arrende presto a un problema muscolare e costringe Bellanova a giocare a sinistra, non una grande idea. Rog, disorientato, non si ritrova in questo Cagliari, cerca di fare il suo ma senza riuscire a creare relazioni proficue, anche lui gira intorno al Venezia. João Pedro, scombinato, cerca di trovare la soluzione senza tanto costrutto, arriva sul pallone per volontà e non con cognizione di causa, almeno lui mostra di avere un'anima. Pavoletti, la stampella, il Cagliari si appoggia a lui ma non ne regge il peso, spizzica, salta, lotta ma non gli arriva un solo pallone giocabile, fuori dagli schemi, se esistono. Keita, lo sconosciuto, in una squadra slegata, lui è uno dei lacci slacciati, partecipa emotivamente, ma poi buttato nella mischia senza costrutto, mai integrato tecnicamente. Agostini, stranito, non crede ai suoi occhi nel vedere un Cagliari così vuoto, ma non riesce a trovare lo scatto caratteriale per scuotere la squadra che va incontro al proprio destino in modo quasi passivo.